Stiamo trascorrendo una giornata meravigliosa in cui il significato principale è quello di evidenziare che certe sinergie, in questo caso quella tra AIL, l'Associazione Italiana Leucemia, e FISE, nello specifico FISE Veneto, interagiscono per portare il cavallo vicino alle persone e le persone vicino al cavallo. È arcinota la capacità che ha il cavallo di produrre effetti benefici per la salute psicofisica di tutti gli esseri umani, e un'iniziativa come questa, che non è solo l'unica, ce ne sono state altre ma ce ne saranno anche ulteriori, stanno proprio a siglare quella che è una forma di cooperazione rivolta al prossimo, rivolta alla collettività, sia proprio all'insegna di una solidarietà, di una situazione che aggrega, una situazione che in poche parole produce benessere e gioia per tutti. Ecco, siamo particolarmente orgogliosi di questa sinergia che si sta creando con la FISE, che qui in Veneto ha accolto le esigenze della nostra associazione e con queste ha trovato dei legami particolari. Il cavallo è un animale importante, un animale che può dare un contributo significativo alla ripresa anche dei malati di leucemia. Vogliamo essere particolarmente vicini a questa iniziativa che porterà intanto ad un rapporto tra l'ippica italiana, i centri equestri italiani con la nostra associazione, ma soprattutto sperimenteremo sempre di più l'importanza del cavallo per il recupero dei nostri malati. E con grandissimo orgoglio abbiamo oggi instaurato una giornata tipica di quelli che saranno i nostri proseguimenti con i rapporti con l'AI, Associazione Italiana Lotta alle Leucemie. La grande giornata si è impostata in maniera meravigliosa, ci sono persone che stanno cercando di vincere questa lotta importante e che il cavallo potrebbe dare anche il proprio contributo. Come Proloco Lido Venezia Pelestrina siamo felici sempre di ospitare tutte le organizzazioni che operano sul territorio. Nello specifico il prossimo weekend, sabato 10 e domenica 11, avremo i nostri mercatini di Natale. Ci saranno molte attività che ospiteranno anche molte onlus, tra queste l'AIL. Siamo felici di collaborare spesso con l'AIL, che comunque porta un valore aggiunto all'isola, e abbiamo in mente anche in futuro di fare altre attività insieme. E come AIL Venezia siamo presenti su vari fronti in queste iniziative, abbiamo già collaborato varie volte con il Circolo Ippico, collaborato con la Proloco per uscire pubblicamente nelle piazze, e tra l'altro ci attendono le stelle di Natale dell'AIL che saranno tra il 8 e l'11 dicembre, quindi questo momento di incontro è molto importante. Venezia fa storia, è un punto di incontro non solo di civiltà ma anche di iniziative, e quindi questa iniziativa con la FISE è particolarmente importante per noi.